A settembre l'indicatore della crisi è tornato a puntare verso il basso. La produzione industriale è scesa in Italia dopo il balzo di agosto che aveva fatto ben sperare in una ripresa, calando rispetto ai mesi estivi del 5,3%, una diminuzione congiunturale che ricorda quella delle serie storiche del 1990. E neppure il confronto internazionale risulta essere positivo, con la Francia che segna un meno 1,6% su agosto ma un più 4,5% dai minimi di aprile, mentre la Germania guadagna un più 10% dalla scorsa primavera. Sarà perché a reagire all'Italia è sempre stata un po' più lenta? Certo è che qualcosa nel paese non funziona. Dito puntato per gli esperti sulle lungaggini burocratiche che mal si sposano con le necessità delle imprese. Ciò che invece non cresce è la produttività media del sistema, che comprende anche le piccole iniziative e tutte quelle attività di servizio collaterali alle imprese. Non da ultimo, a calare la produttività media, cioè il rapporto tra valore aggiunto e ore lavorate, sono le disfunzioni della pubblica amministrazione. Siamo oltre al 180° posto nella graduatoria per le difficoltà che trovano le imprese. Quindi benissimo il passante che ha ridotto i tempi di percorrenza del nostro territorio e questo certamente incrementa la produttività. Però ci vorrebbe anche un passante per la burocrazia. A cambiare anche i consumi e i consumatori. Secondo la Confcommercio Trevigiana si compra in maniera completamente diversa rispetto ad un anno fa. I consumi sono orientati sempre più verso il risparmio e la qualità viene lasciata da parte. Ma la ripresa per gli esperti ci sarà già dai primi mesi del 2010, soprattutto nel nord-est, storica locomotiva della produzione e produttività italiana. Siamo partiti in ritardo nella crisi e necessariamente usciremo un po' in ritardo, visto che le nostre piccole imprese sono soprattutto molto indebitate. Io però sono abbastanza ottimista e ritengo che questi primi segnali di ripresa, che già le statistiche mostrano, toccheranno sicuramente il nostro Veneto entro la fine dell'anno.